Bentornati sul canale di Shark Racer e benvenuti in un nuovo video, a voi con la visione. Dietro, volta. Ok. E niente, allora qui siamo sempre sui dossi salti con una croce verde davanti a noi, bianco, arancione, classica insomma, e loro se ne vanno giù per una vietta e noi no. Buonanotte, sogni d'oro, tanti saluti. Cosa c'è scritta? Caderni di Franca Mantova, no. Serio, allora devo andare qua. Ok, curva a destra, emissione, non ce ne sono bene. Prima fino ai 160 all'ora, tranquillamente. Un bambino, na na na. Ti ricordi semaforo verde? Ricordi una curva a sinistra leggera all'ombra che ti porta a spasso, c'è un agriturismo e io sto dicendo cavolate e si gira a destra, ma cosa potrei mai dire nel video non si sa. E quindi insieme al Pure Sound ci metto un po' di cose dette che non hanno detto
ma che ridere che faccio. Ma niente, comunque è una bella strada, abbastanza verso Peschiera del Garda, è abbastanza scorrevole. Pericoloso questo che taglia così tanto. Curvetta a destra, curvetta a sinistra, è un serpentello questa strada. Non c'è scritto niente di quanti chilometri però. Che c'è scritto niente, c'è scritto. Ma non c'è un limite di velocità qui, quindi boh, non si capisce. Vabbè, molto bene. Si gira a destra, Salionze del Valleggio sul Meggio, ora si stacca 40 metri, campeggetto, ok, perfetto, Castelnuovo, via, ok. Questo vialetto, tra poco c'è una rotonda discesone che non sembra un discesone effettivamente, ma facciamo finta. Ok, seguo per Castelnuovo, cavolo, salto. Passaggio del treno, no, non è passaggio del treno, sono bravo. Ok, ho detto un'altra stronza cavolatina, ok, va bene. Controllo elettronico della velocità, è qui dietro l'erba alta. Curvetta a destra. A sinistra con speed check e erano lì, perfetto. Leggeri, si vola, staccatona. Non si capisce, palleggiamento, ma corte San Giorgio in su, mi sa che dovevo andare a San Giorgio in su, vabbè, allora facciamo così, faccio il salto. Va bene, di nuovo il salto.
portando chissà dove il vento dell'avventura. Cattura il Pokémon se non hai paura. Fino all'avventura, sì, era giusto di qua, infatti mi pareva. Anche i cartelli se li mettono un po' peggio, magari. Oltre alla strada, che non sembrerebbe sta molto un granché. Sembra che ci siano buche, tante buchette, piccolette buche. E salutiamo gli altri bikers, siamo dei gran fichi. Io però sono il migliore perché c'ho il mio Zeus, molto modesto, poco nativista, ma me lo posso permettere perché lo dico io, grande sciacco. Il grande sciacco può dirlo perché è proprio sciacco. Siamo la banda più vulcanica di Sciacco e Zeus qua. Viviamo giù nella Verona e poi buttiamo l'aria tutta a Vicenza. C'è grande grosso che non sa, si chiama Sinagiri, perciò lo puoi, ma non puoi vederlo perché non esce mica tanto con me. Non si sa perché non esce tanto con me, non si esce con me, c'è un grande sinno grosso che non sa che lo sapete le dita, mo poi se dei guai si troverà, indiscutibili più furbi siamo noi, e viva Zeus grande come se lo vuoi, indiscutibili più furbi siamo noi. Corre, Zeus gira per la città, difendere la libertà, ci piace Zeus, ci piace come. Corre, Zeus, è un gran figo qua, difendere la libertà, è l'uomo Zeus che ci lo guida. Ma cosa sto cantando? Non lo so, c'è un casino da morire qui e c'è caldo. Sto bene col caldo, per carità, molto peggio il freddo, si sa, però un po' di arietà non fa male ogni tanto. E stiamo andando in temperature alte per noi. Dove cavolo siamo? Zio Mario, che casino, ovviamente per un trattore. Te pareva che il secondo che becco proprio possibile non era, ma sì che è diventato, perché sono molto fortunato, molto fortunato. Evviva il bidello, molto fortunello. Non lo so perché, ma faceva rima e quindi andava bene. Questo camion non mi piace, come faccio a passare? Ok, bene, dai. Oh no, due, no, un altro, impossibile, porca madonna.
No, non avevo detto niente, giuro, mi dissocio di Twitch, mi dissocio. Ok, andiamo verso Peschiera. Non so se è di qui. Immagino, fingiamo di sì. Dove sto andando con Zeus non si sa, ma ci divertiremo noi. Non puoi saperlo neanche se lo vuoi. Ci divertiremo molto molto se lo vuoi. Guarda che bel video sto portando sul canale. Vado in cerca dei trattoroni per avere tanto caos e non muoversi neanche un po'. E dobbiamo passare questa mini se lo vuoi. Dipende tutto se riusciamo a passare. Penso di sì. Li porto via. Via gli adesivi, li strappo tutto quanto perché sono con Zeus. Mio fantastico Zeus è un figo della Madonnina. Guarda che bello passare, fare filtering, ma non si sa se mi farà passare. Cerco di mettermi nel spazietto, ok, ce l'ho fatta, bello. Se vi è piaciuto questo video e se volete vedere degli altri video simili sul canale, commentate oppure mettete un like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao!